A Ozieri la cerimonia finale del premio di letteratura sarda, centinaia gli elaborati in lingua in tutte le sue varianti. Roberta Dore. Un premio nato nel 1956 nel seno della tradizione, sì, ma soprattutto dell'innovazione come punto di svolta dalla poesia orale a quella scritta. Centinaia gli elaborati valutati dalla giuria, testi scritti in tutte le varianti, dal logudorese al galurese fino al campidanese. Ieri la serata conclusiva della rassegna, giunta alla sua 64esima edizione, nel Teatro Civico di Ozieri, patria della poesia e della letteratura sarda. 9 i poeti sui 3 podi delle rispettive sezioni bandite. Il primo posto per la prosa va a Natascia Muscas con Acqua Trulla. Per la sezione tra poesia e cantigu Dante Riu e la sua Ais Musas Bellas. Per la poesia Gian Gavino Vasco con Undas. Oltre ai poeti, quest'anno un premio speciale è andato al designer della Ferrari Flavio Manzoni per aver contribuito a diffondere l'immagine della Sardegna. Premi anche per il musicista Paolo Angeli, Mariolina Cosseddu e una alla memoria di Enzo Espa, glottologo ed etnologo che divenne soprattutto noto come autore del dizionario sardo-italiano.